È stato firmato nella mattinata di ieri il contratto normativo relativo al nuovo appalto per il servizio di igiene ambientale nei nuovi comuni della SRR Agrigento Est, assegnato all'Associazione Temporanea di Imprese composta da Iseda, che è una capofila, SEAP, Ecoin, Traina, SEA e ICOS. I comuni interessati al nuovo servizio sono quelli di Agrigento, Aragona, Comitini, Castrofilippo, Grotte, Favara, Lampedusa e Linosa e Licata. La firma del contratto è avvenuta negli uffici della SRR di Agrigento, nella zona industriale ASI, tra l'amministratore delegato dell'Iseda, Giancarlo Alongi, il presidente della SRR, dottor Enrico Vella, il responsabile unico del procedimento, architetto Gaetano Alletto, e il direttore generale della SRR, dottor Claudio Quarneri. In merito abbiamo sentito l'architetto Gaetano Alletto, presente ieri al convegno di Federconsumatori. Oggi siamo stati invitati a parlare del nuovo sistema dei rifiuti che a breve partirà. Intanto la novità è che è stato firmato finalmente il contratto normativo tra la SRR e l'ATI formata da Iseda Capogruppo e associate. Quindi questo è un passo importante perché si è concluso un processo che dura da parecchi mesi, direi da quasi un anno, quindi con l'espletamento della gara d'appalto, espletata dall'Urega e poi aggiudicata dalla SRR quest'estate, quindi già la prima fase si conclude con la firma del contratto normativo. Entro 30 giorni, quindi a partire da domani, entro questo mese, speriamo i 9 comuni procederanno a firmare il contratto di servizio e quindi impegnando la spesa e provvedendo a controllare il servizio e a pagarlo. La SRR farà un'attività di assistenza ai comuni e di monitoraggio. Che cosa cambia? Cambia che si passa alla raccolta porta a porta nei 9 comuni più in alcuni dei comuni più grossi della provincia di Agrigento, tra cui Agrigento, Favara e Licata, e altri medi e piccoli comuni. Si va definendo un processo che già vede altri comuni aver iniziato già la raccolta porta a porta e invece adesso viene messa a regime. È un appalto di 5 anni. È un appalto di 5 anni che vedrà quindi un'intensa attività di sensibilizzazione e comunicazione dei cittadini, informazione, distribuzione dei contenitori e delle attrezzature per le utenze domestiche e non domestiche e soprattutto quelle condominiali che sono fondamentali per accelerare il processo di raccolta e razionalizzarlo. Fatto questo, se riusciremo nei 9 comuni a fare una buona raccolta, questo ci consentirà nel medio termine un abbassamento della cosiddetta Tari, che è quello che tutti vorremmo, che la Federconsumatori con questo convegno vorrebbe che si spiegasse meglio ai cittadini. Solamente con una differenziata all'80% e una buona differenziata, quindi fatta bene già da casa, potremo avere dei grossi vantaggi con la restituzione degli introiti da parte dei consorzi del CONAI.